essere in questi momenti difficili, essere vicini alla famiglia, ma comunque ricordarsi sempre di Stefano perché ha lasciato un segno. E Stefano Tonin l'ha lasciato e come il segno nella comunità di Resana e Castelminio, pilastro fondante da 17 anni della Festa della Poenta, evento noto anche per il tractor pooling, le gare di trattori modificati, vera passione del 57enne, di cui era responsabile. Noi lo ricordiamo anche soprattutto come volontario, volontario nella sagra della Poenta di Castelminio, volontario e fondatore, promotore anima direi del gruppo Power Pooling, che praticamente è un gruppo che organizza ogni anno una gara tra trattori, il tractor pooling, che richiama migliaia di persone a Castelminio, quindi a settembre doveva esserci la prossima, speriamo ci sarà la prossima edizione anche per ricordare Stefano, perché Stefano ci teneva tantissimo a questa cosa. Ci eravamo trovati anche settimana scorsa, così ci abbiamo già detto guarda, dobbiamo trovarci a giorni per organizzare, per vedere le varie autorizzazioni, permessi, dove fare, come fare. Lui ci teneva tanto. Un lavoratore instancabile, sempre pronto a tendere la mano al prossimo, così come ce lo descrive chiunque abbia percorso anche solo un piccolo tratto di vita insieme a lui, come nel 2023 quando ci fu l'alluvione in Emilia-Romagna. Stefano non ci pensò due volte, partì subito assieme ad un gruppo di amici per aiutare quelle persone in difficoltà. Era fatto così, metteva gli altri davanti a se stesso. Era impossibile sapere una notizia del genere, ecco. Comunque è un gran trascinatore, ma idomo da lavorare. Sarà difficile sostituirlo adesso. Esatto. Racchiusi nel suo capannone in via Palù a Castelminio i suoi oggetti più preziosi, tra cui il suo storico trattore delle gare del tractor pooling con inciso anche il nome di papà Orazio, mancato lo scorso anno. All'entrata ancora il tavolo dove beveva il caffè con gli amici, quegli stessi amici impressi nelle foto alle pareti. Immagini che parlano di ricordi felici, indelebili, nelle memorie di chi lo ha conosciuto. Lui era sempre pronto. Quando dovevamo organizzare la festa della classe lui era sempre il primo, tu fai, facciamo, era sempre molto disponibile. Abbiamo perso una persona importante per Castelminio. Se la motivazione è quella del caldo, ecco, è una tragedia che deve far pensare. Spiace perché Stefano effettivamente era una persona che viveva nel cuore del paese, attivo in tutte le manifestazioni, soprattutto quelle di carattere popolare, una persona estremamente disponibile. Ecco, sono quelle tragedie appunto che fanno male a un territorio intero, a una comunità.